Amici di Inda Music, ben trovati da Marco, buon pomeriggio. Siamo in versione ridotta questo fine settimana perché Inda Music va in vacanza. Andremo in vacanza fino a settembre, finalmente, con un po' di sorriso perché così ci rilassiamo un po', però con tanta malinconia perché ci mancherete veramente tanto. Volevo ringraziare innanzitutto tutti gli ospiti, tutti gli artisti e le persone che sono stati vicino e hanno dato un loro contributo ad Inda Music, la loro presenza che è stata molto importante. Siamo arrivati alla 23esima puntata e noi andiamo in vacanza. Inda Music va in vacanza fino a settembre, come abbiamo detto prima. Nel frattempo noi non ci fermiamo e prepareremo tutti i contenuti per le nuove puntate, quindi nuovi ospiti, amici, sentiremo tutti gli ospiti che sono stati con noi, li risentiremo per vedere che cosa hanno fatto in questo periodo. Andremo a vedere nuovi locali, nuove situazioni, ci sposteremo un po' in giro. Benissimo, allora oggi per quest'ultima puntata un personaggio della nightlife italiana. Lui è un DJ, si chiama Giuliano Veronese. Giuliano Veronese fa parte del mondo musicale da 40 anni, ha riempito le piste dei migliori clubs italiani e non solo. Giuliano Veronese ci ha lasciato gentilmente 5 minuti di intervista. La cosa bella è stata quella di aspettare, di ascoltare, di gustare tutto il suo DJ set, la sua selezione musicale con brani anche molto ricercati. Giuliano Veronese ha suonato in una serata fredda e di pioggia, però il suo pubblico è rimasto lì con lui fino alla fine. Adesso ci ascoltiamo la sua intervista e dopo rientriamo in studio. Inda Music, questa sera siamo con il maestro Giuliano Veronese. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo aspettato il tuo DJ set fino alla fine perché appunto meritava averti qui con noi, certo. Finalmente avere un'intervista anche tua. Dopo abbiamo avuto tanti altri colleghi, però ci mancava la chicca, ok Giuliano? La chicca, con la pioggia anche. Con la pioggia, sì. Vabbè, a parte che con la pioggia abbiamo visto che la gente continuava a ballare. Guarda, se io continuavo sarebbero andati avanti tranquillamente ancora un po' loro. Immagino. Fa freddo che... Fa freddo, sì, questa sera fa veramente freddo, infatti siamo ben coperti. Allora, Giuliano Veronese, svegliamo qualcosa di te ai nostri amici di Inda Music. Sono tantissimi anni che sei in giro per locali. Quanti anni? 40. Mamma, 40 anni, quindi abbiamo veramente il top. Penso che sei uno dei DJ, l'unico forse di più. Ma credo uno dei più vecchi in quel senso, sì. Credo più maturo. Sì, credo di quelli che hanno continuato, di quelli che hanno resistito, penso di essere uno dei più longevi. Ecco, allora in tutti questi anni hai visto qualche cambiamento ovviamente all'interno dei locali, nel senso come vive la gente adesso rispetto a una volta la situazione? Ma sì, sai, i cambiamenti ci sono stati, però poi alla fine lo scopo e l'uso del locale è sempre lo stesso, no? Alla fine ballare, qualcuno per cuccare, ma neanche tanto, sì. Però alla fine sono cambiati un po' come si può dire, non i modi, ma sì, forse i modi, ma il fine è sempre lo stesso, divertirsi. Sì. E il tuo stile musicale da quando hai iniziato ad adesso è cambiato, si è evoluto? È cambiato per forza di cose, nel senso che sono cambiati i generi, sono cambiati. Credo di essermi sempre tenuto aggiornato. Cioè hai seguito uno stile, c'è sempre il tuo stile? Sì, ho sempre un mio stile, diciamo, nel senso che il mio stile è quello di metti quello che ti piace, cioè fregatene delle mode, però chiaramente in base alle produzioni, ai tempi cambia la musica, logico. Allora io so che sei di fretta anche adesso,
Diciamo agli amici di Inda Music dove trovarti, su Facebook penso. Beh, su Facebook, poi chiaramente il muretto il sabato. Diciamo anche gli appuntamenti che è quest'estate. Il muretto il sabato e anche il mercoledì. Sì. Il giovedì qui al Porta Gialla. E poi gli altri giorni, tipo la domenica e il venerdì, sono sempre un po' in giro, non ho un appuntamento fisso. Quindi su Facebook Giuliano Veronese, certo, ti trovano, certo, e vedranno anche i tuoi appuntamenti. Certo, benissimo, certo. Allora seguite Giuliano perché il DJ set suo, la sua selezione è sempre unica. Abbiamo visto. Sì, bisogna dirlo, bisogna dire la verità. Noi ti ringraziamo. Grazie a te. Grazie per questa intervista. Grazie a voi. Amici di Inda Music, Giuliano Veronese, seguitelo, mi raccomando. Ciao. Inda Music questa sera ha trovato Elia Piva in un locale molto conosciuto in provincia di Venezia. Ciao Elia. Salve a tutti amici, come va? Siamo qui che stiamo ballando tutti insieme, una bellissima serata piena di ragazze belle, è una bella atmosfera, veramente sono contento di essere qui questa sera. Sono capitato per caso, proprio ho detto aspetta che vado a trovare i miei amici. Infatti, ed eccoli qua. Infatti ti abbiamo trovato in mezzo a tanta gente, ci sono tantissime persone questa notte. Sì. Allora Elia Piva, lo ricordiamo, il sosia di Johnny Depp. Allora Johnny Depp, Jack Sparrow, Charlie Chaplin. E la novità? È l'ultima novità, new entry, Caparezza. È K Rapper il nome d'arte, però sosia ufficiale di Caparezza. Ci assomiglia molto, Beh sì, lo interpreto molto bene, poi anche nei particolari, il capello, l'espressione molto definito. Questa sera sei in borghese. Questa sera sì, in borghese, tranquillamente sono venuto qua A divertirmi veramente, sì. Bella musica, DJ esclusivo questa sera. Ascolta, e la tua estate come sarà? Visto che Inda Music adesso andrà in vacanza un pochino perché anche noi facciamo una pausa. Ma oggi fa un po' freschino, Sì, in effetti io ho la felpa, vedi? Siamo a fine giugno, però ancora fa freschino, infatti camicetta, maniche lunghe, guarda, poi anche la maglietta qua sotto. Questa sera guarda, è stata una serata molto fresca, non ci sono neanche le zanzare poi. Meglio, ma ascolta. Poi qua a Venezia poi non ci sono qua a Venezia. Il tuo progetto estivo cosa sei in porto? Per Elia Piva come sono i vari sosia? Parlando di vacanze, dopo tutta questa stagione trascorsa insieme, ho proprio pensato di partire domani mattina, guarda. Dai. Domani mattina. E dove vai? Ma guarda, ho pensato proprio di partire col mio galeone, dato che sono il pirata dei lidi. Ho deciso di partire col mio galeone e parcheggiato proprio sul porto di Venezia, e dove mi aspettano domani mattina una sciaruppa con bellissime modelle. Madonna, sempre di donne parli, sempre di donne. Ci vogliono quelle. Parlando di lavoro, dove ti trovano? Ci sono progetti? So che hai fatto dei casting questa settimana. Allora, ho appena concluso moltissimi casting, molto importanti, di cui non voglio parlare proprio, non voglio anticipare, no. Sì. Però se va tutto in porto sarei felicissimo, perché ho dei progetti in arrivo molto belli che vedremo insieme se andranno veramente in porto questi progetti. E noi te l'auguriamo che ti vada bene. Potete seguirmi comunque sul mio networking Facebook Elia Piva, anche in Google Elia Piva, YouTube Elia Piva, Twitter, ovunque mi trovate Elia Piva. Benissimo, allora grazie. Bene, Elia Piva. Esatto, noi ti facciamo tanti auguri per i casting che hai fatto, chissà che vadano in porto. Diciamo in bocca al lupo, esatto. Crepi. In bocca al lupo, Elia Piva, buone vacanze estive. Grazie mille anche a voi. Grazie. Ci vediamo a settembre. Spero di rivederci a settembre o anche prima, vedremo. Dai, speriamo bene. Grazie Elia. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
E non potevo non salutare il pubblico di In The Music e tutti i nostri amici con uno sfondo, con un panorama di Venezia che voi adesso non potete vedere perché comunque è buio, però è una serata molto bella e stellata. Io ve la dedico per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per In The Music. E adesso ci guardiamo un videoclip, che è quello che voi avete richiesto, scrivendo alla nostra mail info@wc-entertainment.com, che vedete sopra impressione. Vai col video. I just remember thinking one thing. The song just came out last, and y'all know all the words. Con un po' di tristezza, ma con il sorriso, perché tra poco io parto e vado in vacanza anch'io, però continuerò durante i miei giri a preparare del materiale per voi, perché comunque il lavoro non si ferma e In The Music va avanti. Noi ci vediamo a settembre, grazie a tutti per essere stati con noi, buone vacanze, buona estate, divertitevi con la testa sulle spalle. Da Marco è tutto, con lo sfondo di Venezia io vi saluto, un bacio, a presto.